una cosa, lo Stato ne dice un'altra, il Ministero ne dice un'altra. Si può avere fiducia in questo? Rispondetevi voi, che forse è meglio. Grazie Gero, grazie. Tra l'altro la signora Marella ha ricordato una cosa, appunto, che c'era pure questo conflitto all'interno dello stesso Stato, perché la prefettura aveva sentenziato che fosse una vittima innocente di mafia e la prefettura è un organo periferico dello Stato, ma lo Stato centrale diceva di no. Quindi una cosa veramente, non solo il dolore incredibile per questa perdita, ma addirittura anche la beffa dello Stato. Volevi dire qualcosa, Gero? Grazie. Allora, non vi nascondo che in questi giorni, mentre ci preparavamo a questo incontro, le squadre sono state più volte invitate a formulare delle domande e in realtà le domande sarebbero state molte di più. Chiaramente per motivi di tempo, avendo 4 squadre, abbiamo con Francesco cercato di selezionare quelle che più portavano un po', insomma, un dialogo sia con le squadre che anche con Carmelo, con la famiglia Tragna. Io ringrazio tantissimo, prima di passare poi la parola a Francesco, le 4 squadre, i 4 rappresentanti delle squadre, perché capisco che portare certi argomenti, anche stamattina è venuta la polizia postale e noi immaginavamo che a un certo punto i più piccoli magari non avessero capito nulla, invece le domande più insistenti, quelle un po' più significative, sono uscite proprio da quelli di cui meno immaginavamo l'attenzione in quel momento. Quindi io sono orgoglioso che ogni anno riusciamo a mettere another brick in the wall nel senso positivo, nel senso che stiamo costruendo pian piano anche il nostro campetto con delle figure che ci devono far riflettere, e quindi penso che questo libro diventerà uno dei motivi di riflessione di quest'estate 2026. Grazie ragazzi, potete anche raggiungere le vostre squadre. Do la parola a Francesco. Sì. Bene, ci avviamo alla conclusione. Io rinnovo il grazie incommensurabile a Carmelo per la sua fatica nel concetto, che è stata eccezionale veramente, ai rappresentanti della famiglia Tragna che hanno aperto il loro cuore, e spero veramente che avete modo, ognuno come può, di approfondire leggendo il libro, perché lo merita davvero. E una storia che ci fa riflettere anche sul senso della giustizia e su come il sentimento di vendetta non deve essere una risposta automatica, per quanto a volte impossibile da evitare. Siamo umani proprio per questo motivo. Però attraverso la lettura del libro e anche di successive presentazioni, perché Carmelo comunque è in tournée, quindi lo presenterà anche altre volte, e Carmelo non è, come dire, un ripetitore come spesso alcuni giornalisti diventano, conferenzieri, no? Che poi attacca il disco e dicono sempre la stessa cosa. Io ne ho seguite diverse presentazioni di Carmelo e ogni volta riesce a trasmettere qualcosa in più e qualcosa di nuovo. Una cosa volevo dire sul titolo, sul concetto di estate. C'è un celebre film di Piff che parla anche di questo termine. A me è piaciuto leggerlo come la luce assolutamente accecante, no? In una recensione l'avevo inserita. La luce non sempre illumina, e se la luce in questo caso avrebbe potuto essere, come sicuramente c'è stato, il sentimento di vendetta che poi si mischia all'istinto della vendetta, che sono due cose diverse, l'istinto della vendetta e il sentimento di vendetta, si annacqua con quello che è la giustizia e viceversa. Quindi è anche un grande esercizio semantico, se vogliamo, che permetterà a tutti di crescere, solo questo. Adesso c'è un momento a cui tengo particolarmente, perché da 2 anni a Santa Elisabetta abbiamo una grandissima novità, che è una squadra che ci ha resi tutti molto orgogliosi, perché è subito salita di categoria, la Futsal Santa Elisabetta, e anche quest'anno rischia nel senso positivo di andare alla categoria successiva. E ci tengono tantissimo, invito il presidente a salire.
che ringrazio, insieme a diversi rappresentanti della squadra, vedo il presidente pure, Adriana, alcuni giocatori che simbolicamente consegneranno una maglietta con un numero particolare e magari ci spiegheranno loro anche il motivo di questo numero. Una squadra che insomma, come tutti i veri sport, le scene che abbiamo visto il secondo dopo il fischio finale, diciamo, del mondiale sono state deprecabili. Questo invece è il vero calcio, quello che porta sentimenti positivi. Grazie Salvatore. Buonasera a tutti, noi siamo veramente felici o orgogliosi di essere qua e parlare con voi. Intanto io sono Salvatore Fragapane, il presidente di questa bellissima realtà. Accanto a me c'è Adriana Catalano, il vicepresidente, è giusto che devo presentare perché comunque c'è un impegno totale, perché comunque alla base di ogni cosa, Francesco ne ha parlato bene, ci vuole veramente molto impegno e molto interesse. Poi comunque questa situazione ci rende pieni di orgoglio perché stiamo parlando di onestà, dignità, civiltà. La squadra la rappresenta. Noi siamo un gruppo di dirigenti veramente, lo devo dire, forse non voglio essere presuntuoso, ma siamo onesti, sinceri, acclamati in tutta la Sicilia perché comunque partendo da un piccolo paese, purtroppo ahimè conosciuto per certi aspetti in passato, solo per alcune vicende, nel catanese, nell'ennese, nel nisseno, parlano di questa squadra, una squadra che parte da un piccolo paese, il primo anno supera, vince il campionato non perdendo una partita, il secondo anno fino a Natale rischiavamo di andare in zona, eravamo in zona retrocessione e a maggio ci ritroviamo quasi a vincere il campionato, acclamati veramente da tutti i presidenti perché ne parlano dappertutto. Comunque la cosa che mi rende comunque orgoglioso di essere qua è, ritornando al discorso e riallacciandomi, il dottor Giuseppe era una persona, io perché non devo dire la verità, non conoscevo bene la vicenda, però ho avuto modo di, grazie a voi, di capire di che persona stiamo parlando, perché queste persone meritano di essere ricordate per quello che sono state, perché la dignità e l'onestà non va mai dimenticata e attraverso queste persone va portata avanti. Noi in maniera orgogliosa a suo marito, anche se in maniera simbolica,